Pasqua dalla TG Sicilia, le principali notizie. Sangue a Mister Bianco, gambizzato a colpi di pistola in una macelleria un 19enne, figlio del titolare, a sparare numerosi colpi in due con il viso nascosto dai caschi, forse un regolamento di conti. Palermo, omicidio colposo, chiesto il rinvio a giudizio di 3 medici del Policlinico per la morte 6 anni fa di una paziente ricoverata in ospedale. Non si ferma la frana di Sutera, piccolo centro tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Nelle ultime ore è crollato un altro tratto del muraglione venuto giù nei giorni scorsi. Case inagibili, cittadini in allarme. La pace sia con voi. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, celebra la Pasqua in questi tempi di guerra con un messaggio diretto ispirato alle parole di Gesù. Domenica di Pasqua finalmente al sole, a Catania prima Tintarella a San Giovanni Licuti. Turisti e catanesi in giro tra i luoghi della cultura e della buona tavola. Ed è subito folla anche a Ortigia, l'incantevole isola di Siracusa. A tavola la Pasqua Iblea si festeggia con il cuccigiato, una focaccia tipica e gustosa la cui preparazione si insegna pure a scuola. Calcio in Serie B, il Palermo in campo oggi al Barbera contro l'Avellino dell'ex Ballardini. Rosanero a caccia dei 3 punti per sperare nella promozione diretta. In Serie C, Catania si prepara alla sfida di domani contro il Picerno. Mister Viali chiede concentrazione, ma deve fronteggiare la solita emergenza in attacco, pareggi e delusioni negli anticipi per Siracusa e Trapani. Bentrovati in apertura, purtroppo una ultima ora su una nuova tragedia dell'immigrazione. In un naufragio avvenuto in acque libiche sono già 2 i morti accertati e 32 i sopravvissuti, tutti trasferiti a Lampedusa. Il bilancio però potrebbe essere molto più pesante. Testimoni infatti parlano di 80 dispersi. Siamo partiti in 110, raccontano. Il barcone con il quale eravamo salpati da Tripoli in Libia si è rovesciato e i profughi sono finiti in acqua. Sono in corso le ricerche, naturalmente vi terremo aggiornati nelle prossime edizioni del telegiornale. Pasqua all'insegna della paura a Mister Bianco nel Catanese, un 18enne gambizzato in una macelleria del centro. È il figlio del titolare, nome pesante della criminalità catanese, ma gli investigatori non escludono nessuna pista. Desiree Ferlito. Pasqua di sangue nel cuore della città. Spari esplosi in piena sera sotto gli occhi increduli di passanti e avventori, in una nota macelleria in via Kennedy a Mister Bianco nel Catanese, dove un giovane è stato gambizzato mentre si trovava al lavoro. È successo intorno alle 20:30. Il ragazzo ferito, appena 18enne, è il figlio del titolare della macelleria, oggi, come vedete nelle immagini, regolarmente aperta. Il giovane è impegnato nell'attività di famiglia insieme ai suoi 2 fratelli, uno da poco intestatario dell'attività. Secondo una prima ricostruzione, 2 uomini in sella a una moto, con il volto nascosto da caschi integrali, si sono avvicinati all'attività commerciale e senza dire una parola hanno aperto il fuoco e colpito il giovane agli arti inferiori. Sul posto i carabinieri di Mister Bianco hanno eseguito i rilievi, acquisito la videosorveglianza della zona e raccolto le prime testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica e risalire ai responsabili. Ma attorno alla vicenda si addensano elementi che potrebbero dare una direzione alle indagini. Il ragazzo, incensurato, è figlio di Alfio Adornetto, nome già noto agli ambienti della criminalità organizzata catanese e legato in passato a vicende di mafia. Un dettaglio che apre scenari delicati. Si è trattato di un messaggio diretto alla famiglia, di una ritorsione o di dinamiche maturate in un contesto completamente diverso, magari legato alla vita notturna. Domande ancora senza risposta. Intanto resta il dato più inquietante. Colpi di pistola esplosi in strada, tra la gente, in un giorno di festa. Un segnale che riporta paura nel cuore della città.
Si chiariscono i contorni del triplice omicidio di gennaio a Montagna Reale sui Nebrodi. Sparati 11 colpi. La prima vittima è stata scambiata per un cinghiale e centrato al cuore. Giusy Lazzara. Si cerca la verità sul triplice omicidio di gennaio nel bosco di Montagna Reale sui Nebrodi. I carabinieri del RIS di Messina al lavoro da quel 28 gennaio, quando all'alba sono stati scoperti i cadaveri di 3 cacciatori. Si ripana così la dinamica che sembra surreale, perché il primo a cadere è stato Giuseppe Pino, di 26 anni. Secondo gli investigatori è stato scambiato per un cinghiale che si aggirava fra i cespugli, e così Antonio Gatani, di 82 anni, ha sparato centrandolo al cuore. Da qui è cominciata la carneficina, perché Davis Pino, vedendo morire il fratello, ha sparato contro l'anziano, prima 4 colpi e poi ricaricato il fucile scaricandone altre 3. Aveva intenzione di sparare anche all'altro cacciatore presente, ma l'uomo, per salvarsi, ha scaricato il fucile prima, uccidendolo. Tra i morti è solo un sopravvissuto che adesso è indagato per omicidio volontario. In totale sono 11 bossoli trovati vicino ai cadaveri, esplosi da almeno 3 armi, diverse per calibro e tipologia. Al vaglio dei RIS i residui di polvere da sparo, prelevati dalla mano dell'indagato, i vestiti e la memory card della telecamera piazzata sull'arma della più giovane delle vittime. A Palermo indagini serrate sullo stupro della giovane americana in una casa vacanza dell'Acquasanta. Gli investigatori hanno identificato il giovane contattato dalla vittima su Tinder. Sono invece ancora senza nome i 2 amici che erano con lui e finora non è chiaro chi abbia violentato la donna. Giusy Lazzara. Uno stupro, 3 sospettati. A Palermo continuano le indagini per la violenza su una giovane studentessa americana in una casa vacanza all'Acquasanta. Gli investigatori hanno identificato il giovane contattato su Tinder dalla 18enne e i 2 amici con cui si è presentato l'appuntamento, ma non è ancora chiaro chi l'abbia violentata. La vittima è stata sentita la stessa notte all'arrivo delle volanti e giovedì mattina, dopo essersi sottoposta al protocollo del codice rosa al policlinico, alle poliziotte ha indicato il profilo del ragazzo con cui aveva chattato sull'app di incontri. Ancora troppo scossa, però, non è stata in grado di riconoscere con sicurezza gli altri 2 amici, e anche sul fatto che ad abusare di lei sia stato il giovane proprietario del profilo Tinder ci sarebbero alcune riserve, tanto che al momento non si può escludere che sia stato uno dei 2 amici ad abusare di lei. Intanto si confronta anche la versione data dall'amica con quella della vittima. Nel frattempo però le 2 ragazze americane sono rientrate negli Stati Uniti e si indaga anche sui messaggi di Tinder che sono stati cancellati. Ci vorrà una consulenza tecnica per sapere chi ha fatto sparire la conversazione di quella notte fra la 18enne e il palermitano. A 6 anni dalla morte di una paziente, la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di 3 medici in servizio al Policlinico Giaccone, accusandoli di omicidio colposo. Tonino De Mana. A distanza di 6 anni dalla morte, la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di 3 medici in servizio al Policlinico Giaccone, accusati per la morte di una paziente, Maria Finocchio, deceduta a 43 anni nel febbraio 2020 dopo un ricovero per ischemia intestinale. Nel registro degli indagati per omicidio colposo e lesioni colpose sono finiti Gabriella Militello, Sebastiano Bonventre e Giuseppe Carollo. Ad avviare le indagini un esposto dei familiari della vittima. Se i sanitari si fossero attenuti alle buone pratiche cliniche, si legge nella consulenza medico-legale disposta dal PM Maria Forti, il decesso di Maria Finocchio avrebbe avuto un'altissima probabilità scientifica di poter essere evitato o quantomeno procrastinato ad epoca sensibilmente successiva rispetto al 12 febbraio 2020, un passaggio forse chiave che probabilmente mette nei guai i sanitari che hanno avuto in carico la donna. Oltre al danno alla beffa, visto che l'udienza preliminare si sarebbe dovuta celebrare il 3 novembre dello scorso anno, ma per alcuni rinvii per difetti di notifica tutto si è fermato. Non si arresta la frana di Sutera, piccolo centro tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Nelle ultime ore è crollato un altro muraglione, case inagibili, cittadini in allarme. Davide Sardo.
Pasqua di grande apprensione a Sutera, paese al confine tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Poco più di 1100 abitanti, oggi guidato da un commissario straordinario che torna a fare i conti con il dissesto idrogeologico. Via San Giuseppe, cuore del centro abitato, ha visto crollare un altro tratto del muraglione. Le case vicine sono in gran parte già inagibili, una situazione che ricorda la frana di Niscemi. Circa 157 mm di acqua caduta in un mese. Pensate voi alla superficie del raccolto di tutte queste acque, cosa ha potuto e può provocare ancora se continua il perdurare di questa situazione. Purtroppo ad oggi non si è visto dal 14 febbraio nessun intervento, nessun interessamento da parte di nessuno. Sul posto sono in corso sopralluoghi tecnici per valutare l'estensione del fenomeno e individuare eventuali interventi urgenti di messa in sicurezza. La montagna diciamo che sta come un vecchietto che invece di avere 90 anni ha 5 milioni di anni di quando si è formato, quindi ormai comincia a risentire del tempo, delle condizioni meteo, quindi tutta la parte superficiale diciamo, della montagna risulta essere un crostone di gesso che subisce le intemperie. Tra i cittadini cresce la preoccupazione per possibili nuovi cedimenti e per l'allargamento dell'area coinvolta. Si teme che nei prossimi giorni possano scattare ulteriori evacuazioni. A Sutera le frane non sono una novità. Nel 1908 uno smottamento costrinse allo sgombero decine di case. Una Pasqua segnata dall'incertezza, con gli abitanti in attesa di risposte e interventi concreti. La pace sia con voi. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, celebra la Pasqua in questi tempi di guerra con un messaggio diretto, ispirato alle parole di Gesù. Ascoltiamolo. Cari fratelli e sorelle, Santa Pasqua. Il messaggio di quest'anno non può che essere all'insegno di quel la pace sia con voi che il risorto rivolse agli 11 riuniti nel cenacolo e mostrò loro le piaghe provocate dalla violenza degli uomini, ma piaghe che erano state risanate, cicatrizzate dall'amore di Dio. Non dimentichiamo, questo è l'anno agatino per noi di Catania, la testimonianza di Agata è una grande testimonianza di fede, ma è anche l'anno di San Francesco. E il saluto di Francesco era il Signore ti dia pace. E nella leggenda dei tre compagni, una delle sue biografie, diceva ai suoi: la pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancora più copiosa nei vostri cuori. Ecco è quello che auguro a ciascuno di voi. Sulla vostra bocca buona Pasqua, ma nei vostri cuori ancora più copiosa la pace che viene da Cristo. Santa Pasqua a tutti. Il mondo ha bisogno dei frutti di pace che i cristiani sapranno seminare ovunque. Temperature miti e sole finalmente in Sicilia in questa domenica di Pasqua, e a Catania c'è chi ne approfitta per andare già al mare. Emanuela Corsi. Vista mare, parole crociate, tenuta ginnica, il sole. Ho sotto anche il costume e a mezzogiorno andrò a fare anche il bagno, se vi può far piacere. Il sole splende a Catania in questa domenica di Pasqua. Il maltempo dei giorni scorsi sembra già un lontano ricordo e le località balneari vengono prese d'assalto. Qui siamo nel borgo marinaro di San Giovanni Licuti, dove gli amanti della Tintarella approfittano di questa prima giornata di primavera per prendere un po' di sole e fare un tuffo fuori stagione. Non ho mai fatto il bagno prima dell'estate, mai fatto. Mi sono lasciata convincere da mia sorella e mia cugina, è bellissima ma è fredda, però è bella. Attrezzatissimo. Assolutamente. Per questa prima giornata di primavera. Esattamente, anche se poi abbiamo impegni familiari, intanto ci godiamo questo periodo di meraviglioso. Ho appena fatto il bagno. Com'è l'acqua? Freddissima ma meravigliosa. Dalla Svizzera. Com'è quest'acqua? È freschissimo, però molto bello. Per le vie del centro sono tanti i catanesi e i turisti in giro alla scoperta del patrimonio culturale della città. Pasqua a Catania, sì, e abbiamo visto pure le processioni di Enna. Ti piace questa Pasqua siciliana? Bellissima la Pasqua siciliana. Sì. Stiamo andando all'Indifiato, sì. Lei è di qui? Di Catania, sì. Però diciamo è anche un modo per scoprire la città, no? Anche, sì, non ci sono mai stato, quindi è l'occasione.
E poi dopo cosa si fa? Dopo si va a mangiare, giusto? Non solo mare, sport e cultura, ma anche buona tavola. Per tutti non può mancare il tradizionale pranzo pasquale con i piatti tipici della tradizione siciliana. Prima la forma fisica e poi la buona tavola, entrambe. Vista la bellissima giornata di sole, abbiamo fatto una corsa e poi mangiamo naturalmente. Ma penso pasta al forno, secondi vari, patate al forno, involtini, queste cose qui. Poi la colomba classica. Buon appetito, che fame! Pasqua affollata di turisti e residenti anche a Ortigia, l'incantevole isola di Siracusa. Francesco Aloi. Ci siamo già stati qui e ci siamo tornati molto volentieri. Piazza Duomo attrae sempre tutti, anche con la cattedrale incerottata per i lavori di restauro. È meravigliosa come sempre, è il nostro posto del cuore. Mio marito è ortigiano, è siciliano, ci siamo sposati qui e quindi è meravigliosa. Per Pasqua e Pasquetta, Siracusa è tra le mete più gettonate. Secondo i dati del portale Olidù, tra le città più ricercate ci sono Palermo al 9° posto e Siracusa al 12°. Chi viene qui in questi giorni, oltre alle meraviglie che arrivano dal passato, può gustare letteralmente anche quelle del presente. Partiamo dall'agnellino classico col cestino, con il marzapane, la colombina di pasta forte, ma anche le tradizioni legate al Giovedì Santo, quali per esempio il cestino con l'uovo sodo e le castatelle di ricotta e cannella. Tra una passeggiata ed un break con un pranzo tipicamente siciliano, eccola la Pasqua a Ortigia. Qui, come nel resto dell'isola, c'è un sole splendente, segno che, dopo il freddo degli ultimi giorni, è arrivata la primavera. E non è finita. Ragusa, custodire le tradizioni di un territorio e garantire che rituali e sapori non vadano dispersi è il motto per cui la ricetta pasquale del cuccidato negli Iblei si insegna anche a scuola. Veronica Barbarino. È una coroncina intrecciata e sostanziosa ed ogni suo ingrediente è un frammento dell'identità iblea. La Pasqua nel ragusano profuma di cuccidato, una tradizione che si insegna anche a scuola. È un prodotto un po' di riciclo perché tecnicamente lo utilizzavamo quando rimaneva dell'impasto già lievitato dal pane o dalle impanate. È molto importante farlo vedere ai ragazzi perché si capiscono quali sono le ricette di base, le ricette tradizionali. È bello per noi ragazzi portare avanti queste tradizioni e replicarle anche in famiglia. Siamo nel vivo della ricetta e ci occorrono del formaggio grattugiato semistagionato ragusano, della semola rimacinata di Russello, quindi di grano duro, dello strutto, della ricotta fresca, della salsiccia fresca, del sale e del lievito di birra. Mettiamo la semola della planetaria, sciogliamo il lievito nell'acqua, mettiamo una parte dello strutto, una parte del ragusano. La semola di grano duro rappresenta il sudore del raccolto, la salsiccia al finocchietto e il formaggio ragusano celebrano l'allevamento locale. Iniziamo appunto a mettere lo strutto in pezzi molto, molto grossi, mettiamo anche del semistagionato. In questa fase stiamo aggiungendo il pepe nero, la ricotta e la salsiccia in modo grassolano. Croccante fuori e morbido dentro, profuma di festa. La Pasqua iblea non è solo il cuccidato, ma anche le impanate d'agnello, i pastieri di carne e le cassate siciliane. Evviva! Avete il tempo anche voi di un veloce assaggio. Approfittate della nostra pausa prima del calcio. Vi presenteremo il Palermo oggi in campo contro l'Avellino e domani il Catania contro il Picerno. State con noi, vi aspetto. Calcio alle 19:30 al Barbera, il Palermo sfiderà l'Avellino. Dubbio Johnson, pronto le Duaron. Per il rosanero l'imperativo è vincere e inseguire il sogno della promozione diretta. Marco Gullà.
Testa bassa e pedalare. Inizia oggi con la sfida delle 19:30 al Barbera contro l'Avellino il mini tour del Palermo che nelle ultime 6 gare di campionato si gioca il sogno della promozione diretta. 6 finali, la prima oggi contro gli Irpini allenati dall'ex Davide Ballardini. In conferenza stampa ha parlato Maurizio D'Angelo, vice allenatore di Filippo Inzaghi, a riposo a causa di un attacco influenzale. Sicuramente non dobbiamo scendere come prestazioni, come intensità nel volere fare un finale importante. Ormai ce lo siamo detti in tutti i modi, sono 6 partite da qua alla fine, 6 finali, dobbiamo avere la testa bassa e pedalare. Poi le alzeremo sperando di alimentare le nostre speranze fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Dubbio Jonsen non è al top, probabilmente spazio all'Eduaron sulla tre quarti assieme a Palumbo e Poyampalo. Avellino, mina vagante del torneo. All'Avellino sta bene, abbiamo guardato diverse partite dell'Avellino, è in condizione, c'ha lo spirito giusto, verrà qua a fare la sua partita con le sue qualità. Sicuramente è una squadra che fa della densità, specialmente anche a centrocampo, la sua forza. In difesa Bani al centro e Ceccaroni sul centro-sinistra. Sul centro-destra ci sarà Peda come braccetto, con Beresischi, rientrato dagli impegni con la nazionale, e Magnani, che partiranno dalla panchina. Fischio d'inizio alle 19:30. Il Palermo spera di trovare 3 punti dentro l'uovo di Pasqua. In Serie C Pasquetta in campo per il Catania che domani al Massimino riceve il Picerno. Viali chiede concentrazione, rossazzurri a caccia dei 3 punti per blindare il secondo posto. Tonino De Manna. Il fine è il risultato, cioè noi dobbiamo arrivare sia a preparare un finale di campionato importante ma tramite crescita e risultati. Quindi bisogna stare con le antenne belle dritte. La strada è tracciata. William Viali la indica per tenere alta la concentrazione del gruppo in vista di un finale di campionato tutto da scrivere e che comunque per il Catania avrà l'appendice dei playoff. Per questo motivo contro il Picerno servono i 3 punti per blindare il secondo posto ed arrivare nel modo migliore fisico e mentale agli spareggi promozione. Pasquetta in campo per il Catania che va all'assalto del Picerno, avversario organizzato ed in corsa per la salvezza. Chi per un motivo, chi per un altro si affronteranno 2 squadre in cerca di punti, dove saranno fondamentali agonismo e concentrazione. Dentro una partita ce ne sono 2 o 3 diverse e quando cambia, esce dai binari che abbiamo preparato, chiaramente dobbiamo saperci stare perché altrimenti ci potremmo far trovare spiazzati, questo non può succedere. Tanti ballottaggi, in mediana Quaini, Di Tacchio e Di Noia si giocano 2 maglie, ma l'incertezza predomina anche in attacco, reparto ancora orfano di forte. La scelta è tra Caturano e Lunetta per tenersi, soprattutto dovesse giocare il secondo, un'opzione a gara in corso. È un momento chiaramente di emergenza in quel reparto. Dovrò fare delle scelte sapendo che una situazione mi dà tanto da una parte e meno dall'altra e rispetto alla partita che vogliamo impostare deciderò all'ultimo. Lunedì dell'Angelo sugli spalti del Massimino, ma chi resterà a casa potrà seguire il match tra Catania e Picerno su Telecolor. Appuntamento domani alle 14 con diretta stadio, 3 ore live ed interviste in anteprima ai protagonisti. Pareggi per Siracusa e Trapani nelle sfide contro Atalanta Under 23 e Monopoli. Sempre più lontana la salvezza. Sergio Colosi. Un punto a testa, troppo poco per sperare nei play-out. Siracusa e Trapani, fermate rispettivamente da Atalanta Under 23 e Monopoli, guadagnano una sola lunghezza sul Foggia sconfitto a Cosenza, in attesa delle gare di Giuliano e Picerno. Il cammino si complica sempre di più. Al De Simone spettacolo, 6 reti, emozioni ed errori nel 3-3 contro i giovani bergamaschi di Bocchetti. Super Di Paolo con una doppietta. Prima pareggia il vantaggio di Cassa, cui segue la punizione vincente di Cancellieri, e dopo il 2-2 di Ghislandi, sempre di sinistro regala il nuovo sorpasso agli azzurri. Le distrazioni difensive puniscono ancora la formazione di Turati, raggiunta da Levac, graziato dall'arbitro nel primo tempo per una reazione da cartellino rosso. La spinta finale non produce altro e l'amarezza è lo specchio di una prestazione generosa ma senza vittoria. Ultimo posto con 23 punti in compagnia del
Trapani, che a Monopoli ha raccolto un pareggio. Granata in vantaggio con un colpo di testa di Knezovic a seguito di un calcio d'angolo. Nel corso della ripresa Colombo inserisce Scipioni ed è la svolta per i pugliesi, che segnano con un sinistro dal limite dell'attaccante. Ancora Scipioni vicino 2 volte al gol. Ci provano anche Antoni e Fall, con Galeotti insuperabile. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e ancora buona Pasqua. Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Ancora una buona Pasqua. Vediamo insieme i principali titoli. Naufragio nel canale di Sicilia, oltre 70 dispersi in mare, 32 superstiti, 2 i morti accertati, erano 120 a bordo di un'imbarcazione di legno che si è ribaltata. Le immagini le vedremo del naufragio, i sopravvissuti sono rimasti in acqua per ora. Una strage ancora tutta da chiarire, ma dai contorni che iniziano a delinearsi, quella dei cacciatori uccisi sui Nebrodi. Chi ha sparato per primo pensava di centrare un cinghiale, poi una drammatica catena di spari partita da quel presunto errore fatale. L'unico sopravvissuto è indagato per omicidio. Sparatoria in una macelleria nel centro di Mister Bianco, nel Catanese, ferito alle gambe il 18enne figlio del titolare, a sparare in 2 forse dissidi personali legati a una lite in discoteca alla base dell'aggressione. Domenica di Pasqua finalmente con il sole in Sicilia. A Catania prima Tintarella a San Giovanni Licuti, turisti e catanesi in giro tra i luoghi di cultura e della buona tavola, ed è subito folla anche a Ortigia, l'incantevole isola di Siracusa. A tavola la Pasqua Iblea si festeggia con il cuccidatu, una focaccia tipica e gustosa la cui preparazione si insegna pure a scuola. Non si ferma la frana di Sutera, piccolo centro tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Nelle ultime ore è crollato un altro tratto del muraglione venuto giù nei giorni scorsi. Case inagibili, cittadini in allarme. Calcio, il Catania si prepara alla sfida di domani contro il Picerno. Mister Viali chiede concentrazione ma deve fronteggiare la solita emergenza in attacco. Pareggio e delusione negli anticipi per Siracusa e Trapani. Bentrovati, è una Pasqua di morte, non di resurrezione, quella di oggi. Ancora una volta bisogna fare i conti con una nuova strage al largo della Libia, una 80 dispersi e annegati in mare, persone in cerca di un luogo sicuro, inghiottiti dal Mediterraneo che si è trasformato in un confine di morte. Vediamo le immagini con Laura Spanò. Mentre si celebra la Pasqua di Resurrezione nel Mediterraneo si continua a morire. L'ultimo naufragio registra un bilancio pesante, una 70 le persone finite in mare e annegate, anche se è ancora difficile una stima precisa. 2 i corpi senza vita recuperati, tratti in salvo, 31 uomini e un minore non accompagnato. Sono pakistani, bengalesi, egiziani. Siamo partiti in 110, raccontano alcuni dei sopravvissuti giunti a Mollo Favarolo a Lampedusa dopo essere stati soccorsi in acque SAR libiche dalla Guardia Costiera. Saranno ascoltati nelle prossime ore. Si trovano nell'hotspot di Lampedusa in stato di forte shock. Sono stati visitati dai medici e rifucillati. Il mare mosso ha causato infiltrazioni d'acqua nel barcone sul quale viaggiavano dopo alcune ore fino al ribaltamento dopo 15 ore. A segnalare il naufragio un aereo della Guardia Costiera che ha dato l'allarme. Il barcone di legno era salpato nella notte tra venerdì e sabato da Tajura in Libia. Quando i soccorsi sono arrivati nella zona del naufragio c'era un'imbarcazione ribaltata, circa 15 persone aggrappate allo scafo, diverse in mare e con loro alcuni corpi. Duro l'intervento di Save the Children nel giorno di Pasqua, che per molte persone rappresenta un tempo di rinascita e speranza. Ci troviamo a piangere nuove vite spezzate al largo della Libia. Il Mediterraneo si è trasformato in un confine di morte. Dal 2014 sono quasi 34.500 le persone morte e disperse nel Mediterraneo, quest'anno più di 800, tra loro molti bambini. Oltre
oltre 300 negli ultimi 3 anni e ieri sera il mare di Mazara ha restituito il corpo di un altro migrante, il 20° rinvenuto lungo le coste del Trapanese. Un drone partito dalla base americana di Sigonella avrebbe collaborato alle operazioni di ricerca e soccorso del navigatore dell'F-15 abbattuto nei cieli dell'Iran, lo rivela Ital Mira Radar. Andiamo a Catania, anzi in provincia di Catania, a Mister Bianco, a Montagna Reale, perché si chiariscono i contorni del triplice omicidio di gennaio, appunto a Montagna Reale, sui Nebrodi, sparati 11 colpi. La prima vittima scambiata per un cinghiale centrato al cuore. Giusy Lazzara. Si cerca la verità sul triplice omicidio di gennaio nel bosco di Montagna Reale sui Nebrodi. I carabinieri del RIS di Messina al lavoro da quel 28 gennaio, quando all'alba sono stati scoperti i cadaveri di 3 cacciatori. Si dipana così la dinamica che sembra surreale, perché il primo a cadere è stato Giuseppe Pino, di 26 anni. Secondo gli investigatori è stato scambiato per un cinghiale che si aggirava fra i cespugli e così Antonio Gatani, di 82 anni, ha sparato centrandolo al cuore. Da qui è cominciata la carneficina, perché Davis Pino, vedendo morire il fratello, ha sparato contro l'anziano, prima 4 colpi e poi ricaricato il fucile scaricandone altre 3. Aveva intenzione di sparare anche all'altro cacciatore presente, ma l'uomo, per salvarsi, ha scaricato il fucile prima, uccidendolo. Tra i morti è solo un sopravvissuto che adesso è indagato per omicidio volontario. In totale sono 11 bossoli trovati vicino ai cadaveri, esplosi da almeno 3 armi, diverse per calibro e tipologia. Al vaglio dei RIS i residui di polvere da sparo, prelevati dalla mano dell'indagato, i vestiti e la memory card della telecamera piazzata sull'arma della più giovane delle vittime. Sparatorio in una macelleria di Mister Bianco, nel centro di Mister Bianco, nel Catanese. Un 18enne è stato gambizzato, il figlio del proprietario della macelleria, nome pesante, quello del titolare della criminalità catanese, ma gli investigatori non escludono nessuna pista. Sentiamo la Ferlito. Pasqua di sangue nel cuore della città. Spari esplosi in piena sera sotto gli occhi increduli di passanti e avventori, in una nota macelleria in via Kennedy a Mister Bianco nel Catanese, dove un giovane è stato gambizzato mentre si trovava al lavoro. È successo intorno alle 20:30. Il ragazzo ferito, appena 18enne, è il figlio del titolare della macelleria, oggi, come vedete nelle immagini, regolarmente aperta. Il giovane è impegnato nell'attività di famiglia insieme ai suoi 2 fratelli, uno da poco intestatario dell'attività. Secondo una prima ricostruzione, 2 uomini in sella a una moto, con il volto nascosto da caschi integrali, si sono avvicinati all'attività commerciale e senza dire una parola hanno aperto il fuoco e colpito il giovane agli arti inferiori. Sul posto i carabinieri di Mister Bianco hanno eseguito i rilievi, acquisito la videosorveglianza della zona e raccolto le prime testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica e risalire ai responsabili. Ma attorno alla vicenda si addensano elementi che potrebbero dare una direzione alle indagini. Il ragazzo, incensurato, è figlio di Alfio Adornetto, nome già noto agli ambienti della criminalità organizzata catanese e legato in passato a vicende di mafia. Un dettaglio che apre scenari delicati. Si è trattato di un messaggio diretto alla famiglia, di una ritorsione o di dinamiche maturate in un contesto completamente diverso, magari legato alla vita notturna. Domande ancora senza risposta. Intanto resta il dato più inquietante. Colpi di pistola esplosi in strada, tra la gente, in un giorno di festa. Un segnale che riporta paura nel cuore della città. Nella spiaggia di Campofelice di Roccella, nel Palermitano, è stato trovato un ordigno bellico. È stato rinvenuto tra 2 lidi balneari. Il sindaco Giuseppe Di Maggio ha firmato un'ordinanza urgente di divieto di avvicinamento. Interverranno dunque gli artificieri per disinnescarlo. E passiamo al meteo e finalmente al sole in Sicilia e la domenica di Pasqua. Temperature miti, finalmente sole in questa domenica di Pasqua. A Catania c'è chi ne approfitta per andare già al mare. Sentiamo Emanuela Corsi. Vista mare, parole crociate,
tenuta ginnica, il sole. Ho sotto anche il costume e a mezzogiorno andrò a fare anche il bagno, se vi può far piacere. Il sole splende a Catania in questa domenica di Pasqua. Il maltempo dei giorni scorsi sembra già un lontano ricordo e le località balneari vengono prese d'assalto. Qui siamo nel borgo marinaro di San Giovanni Licuti, dove gli amanti della Tintarella approfittano di questa prima giornata di primavera per prendere un po' di sole e fare un tuffo fuori stagione. Non ho mai fatto il bagno prima dell'estate, mai fatto. Mi sono lasciata convincere da mia sorella e mia cugina, è bellissima ma è fredda, però è bella. Attrezzatissimo per questa prima giornata di primavera. Esattamente, anche se poi abbiamo impegni familiari, intanto ci godiamo questo paio d'ore di meraviglioso. Ho appena fatto il bagno. Com'è l'acqua? Freddissima ma meravigliosa. Dalla Svizzera. Com'è quest'acqua? È freschissimo, però molto bello. Per le vie del centro sono tanti i catanesi e i turisti in giro alla scoperta del patrimonio culturale della città. Pasqua a Catania, sì, e abbiamo visto pure le processioni di Enna. Ti piace questa Pasqua siciliana? Bellissima la Pasqua siciliana. Stiamo andando all'Indifiato, sì. Lei è di qui? Di Catania, sì. Però diciamo è anche un modo per scoprire la città, no? Anche, sì, non ci sono mai stato, quindi è l'occasione. E poi dopo cosa si fa? Dopo si va a mangiare, è giusto. Non solo mare, sport e cultura, ma anche buona tavola. Per tutti non può mancare il tradizionale pranzo pasquale con i piatti tipici della tradizione siciliana. Prima la forma fisica e poi la buona tavola, entrambe. Vista la bellissima giornata di sole, abbiamo fatto una corsa e poi mangiamo naturalmente. Ma penso pasta al forno, secondi vari, patate al forno, involtini, queste cose qui. Poi la colomba classica. E anche l'incantevole isola di Ortigia a Siracusa è stata invasa da turisti e residenti. Vediamo. Ci siamo già stati qui e ci siamo tornati molto volentieri. Piazza Duomo attrae sempre tutti, anche con la cattedrale incerottata per i lavori di restauro. È meravigliosa come sempre, è il nostro posto del cuore. Mio marito è ortigiano, è siciliano, ci siamo sposati qui e quindi è meravigliosa. Per Pasqua e Pasquetta Siracusa è tra le mete più gettonate. Secondo i dati del portale Olidù, tra le città più ricercate ci sono Palermo al 9° posto e Siracusa al 12°. Chi viene qui in questi giorni, oltre alle meraviglie che arrivano dal passato, può gustare letteralmente anche quelle del presente. Partiamo dall'agnellino classico col cestino, con il marzapane, la colombina di pasta forte, ma anche le tradizioni legate al Giovedì Santo, quali per esempio il cestino con l'uovo sodo e le castatelle di ricotta e cannella. Tra una passeggiata ed un break con un pranzo tipicamente siciliano, eccola la Pasqua a Ortigia. Qui, come nel resto dell'isola, c'è un sole splendente, segno che, dopo il freddo degli ultimi giorni, è arrivata la primavera. Immancabili le tradizioni culinarie a tavola a Ragusa per custodire queste tradizioni che parlano di territorio e garantire che rituali e sapori non vadano dispersi. La ricetta del cucciddautu, tipica pasquale, negli Iblei si insegna anche a scuola, come ci racconta Veronica Barbarino. È una coroncina intrecciata e sostanziosa ed ogni suo ingrediente è un frammento dell'identità iblea. La Pasqua nel ragusano profuma di cucciddautu, una tradizione che si insegna anche a scuola. È un prodotto un po' di riciclo perché tecnicamente lo utilizzavamo quando rimaneva dell'impasto già lievitato dal pane o dalle impanate. È molto importante farlo vedere ai ragazzi perché si capiscono quali sono le ricette di base, le ricette tradizionali. È bello per noi ragazzi portare avanti queste tradizioni e replicarle anche in famiglia. Siamo nel vivo della ricetta e ci occorrono del formaggio grattugiato semistagionato ragusano, della semola rimacinata di Rossello, quindi di grano duro, dello strutto, della ricotta fresca, della salsiccia fresca, del sale e del lievito di birra. Mettiamo la semola della planetaria. Sciogliamo il lievito nell'acqua. Mettiamo una parte dello strutto, una parte del ragusano. La semola di grano duro rappresenta il sudore del raccolto, la salsiccia al finocchietto e il formaggio ragusano celebrano l'allevamento locale. Iniziamo appunto a mettere lo strutto in pezzi molto, molto grossi, mettiamo anche del semistagionato. Questa fase stiamo aggiungendo il pepe nero, la ricotta, la salsiccia in modo grossolano.
Croccante fuori e morbido dentro, profuma di festa. La Pasqua iblea non è solo il cuccidato, ma anche le impanate d'agnello, i pastieri di carne e le cassate siciliane. E la Pasqua è prima di tutto fede e speranza. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, celebra la Pasqua in questi tempi di guerra con un messaggio diretto ispirato alle parole di Gesù: la pace sia con voi. Ascoltiamolo. Cari fratelli e sorelle, Santa Pasqua. Il messaggio di quest'anno non può che essere all'insegno di quel la pace sia con voi che il risorto rivolse agli 11 riuniti nel cenacolo e mostrò loro le piaghe provocate dalla violenza degli uomini, ma piaghe che erano state risanate, cicatrizzate dall'amore di Dio. Non dimentichiamo. Questo è l'anno agativo per noi di Catania, la testimonianza di Agata è una grande testimonianza di fede, ma è anche l'anno di San Francesco e il saluto di Francesco era: il Signore ti dia pace. E nella leggenda dei tre compagni, una delle sue biografie, diceva ai suoi: la pace che annunziate con la bocca abbiatela ancora più copiosa nei vostri cuori. Ecco è quello che auguro a ciascuno di voi. Sulla vostra bocca buona Pasqua, ma nei vostri cuori ancora più copiosa la pace che viene da Cristo. Santa Pasqua a tutti. Il mondo ha bisogno dei frutti di pace che i cristiani sapranno seminare ovunque. A Palermo adesso indagini serrate sullo stupro della giovane americana in una casa vacanza dell'Acquasanta. Gli investigatori hanno identificato il giovane contattato dalla vittima su Tinder, ancora senza nome, i due amici che erano con lui, ma finora non è chiaro chi l'abbia violentata. Sentiamo Giusy Lazzara. Uno stupro, 3 sospettati. A Palermo continuano le indagini per la violenza su una giovane studentessa americana in una casa vacanza all'Acquasanta. Gli investigatori hanno identificato il giovane contattato su Tinder dalla 18enne e i due amici con cui si è presentato l'appuntamento, ma non è ancora chiaro chi l'abbia violentata. La vittima è stata sentita la stessa notte all'arrivo delle volanti e giovedì mattina, dopo essersi sottoposta al protocollo del codice rosa al Policlinico, alle poliziotte ha indicato il profilo del ragazzo con cui aveva chattato sull'app di incontri. Ancora troppo scossa, però, non è stata in grado di riconoscere con sicurezza gli altri due amici e anche sul fatto che ad abusare di lei sia stato il giovane proprietario del profilo Tinder ci sarebbero alcune riserve, tanto che al momento non si può escludere che sia stato uno dei due amici ad abusare di lei. Intanto si confronta anche la versione data dall'amica con quella della vittima. Nel frattempo però le due ragazze americane sono rientrate negli Stati Uniti e si indaga anche sui messaggi di Tinder che sono stati cancellati. Ci vorrà una consulenza tecnica per sapere chi ha fatto sparire la conversazione di quella notte fra la 18enne e il palermitano. A 6 anni dalla morte di una paziente, la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di 3 medici in servizio al Policlinico Giaccone, accusati di appunto omicidio colposo, come ci racconta Tonino De Mana. A distanza di 6 anni dalla morte, la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di 3 medici in servizio al Policlinico Giaccone accusati per la morte di una paziente, Maria Finocchio, deceduta a 43 anni nel febbraio 2020 dopo un ricovero per ischemia intestinale. Nel registro degli indagati per omicidio colposo e lesioni colpose sono finiti Gabriella Minitello, Sebastiano Bonventre e Giuseppe Carollo. Ad avviare le indagini un esposto dei familiari della vittima. Se i sanitari si fossero attenuti alle buone pratiche cliniche, si legge nella consulenza medico-legale disposta dal PM Maria Forti, il decesso di Maria Finocchio avrebbe avuto un'altissima probabilità scientifica di poter essere evitato o quantomeno procrastinato ad epoca sensibilmente successiva rispetto al 12 febbraio 2020. Un passaggio forse chiave che probabilmente mette nei guai i sanitari che hanno avuto in carico la donna. Oltre al danno alla beffa, visto che l'udienza preliminare si sarebbe dovuta celebrare il 3 novembre dello scorso anno, ma per alcuni rinvii per difetti di notifica tutto si è fermato. Non si ferma la frana di Sutera, piccolo centro tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Nelle ultime ore è crollato un altro muraglione, case inagibili e cittadini in allerta. Davide Sarto.
Pasqua di grande apprensione a Sutera, paese al confine tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Poco più di 1100 abitanti, oggi guidato da un commissario straordinario che torna a fare i conti con il dissesto idrogeologico. Via San Giuseppe, cuore del centro abitato, ha visto crollare un altro tratto del muraglione. Le case vicine sono in gran parte già inagibili, una situazione che ricorda la frana di Niscemi. Circa 157 mm di acqua caduta in un mese. Pensate voi alla superficie del raccolto di tutte queste acque, cosa ha potuto e può provocare ancora se continua il perdurare di questa situazione. Purtroppo ad oggi non si è visto dal 14 febbraio nessun intervento, nessun interessamento da parte di nessuno. Sul posto sono in corso sopralluoghi tecnici per valutare l'estensione del fenomeno e individuare eventuali interventi urgenti di messa in sicurezza. La montagna diciamo che sta come un vecchietto che invece di avere 90 anni ha 5 milioni di anni di quando si è formato, quindi ormai comincia a risentire del tempo, delle condizioni meteo, quindi tutta la parte superficiale diciamo, della montagna risulta essere un crostone di gesso che subisce le intemperie. Tra i cittadini cresce la preoccupazione per possibili nuovi cedimenti e per l'allargamento dell'area coinvolta. Si teme che nei prossimi giorni possano scattare ulteriori evacuazioni. A Sutera le frane non sono una novità. Nel 1908 uno smottamento costrinse allo sgombero decine di case. Una Pasqua segnata dall'incertezza, con gli abitanti in attesa di risposte e interventi concreti. Ci fermiamo adesso per una pausa, tra poco il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport. Il calcio in Serie C, Pasquetta in campo per il Catania che domani al Massimino riceve il Picerno. Viali chiede concentrazione rossazzurri a caccia dei 3 punti per blindare il secondo posto. Tonino De Mana. Il fine è il risultato, cioè noi dobbiamo arrivare sia a preparare un finale di campionato importante ma tramite crescita e risultati. Quindi bisogna stare con le antenne belle dritte. La strada è tracciata. William Viali la indica per tenere alta la concentrazione del gruppo in vista di un finale di campionato tutto da scrivere e che comunque per il Catania avrà l'appendice dei playoff. Per questo motivo contro il Picerno servono i 3 punti per blindare il secondo posto ed arrivare nel modo migliore fisico e mentale agli spareggi promozione. Pasquetta in campo per il Catania che va all'assalto del Picerno, avversario organizzato ed in corsa per la salvezza. Chi per un motivo, chi per un altro si affronteranno 2 squadre in cerca di punti, dove saranno fondamentali agonismo e concentrazione. Dentro una partita ce ne sono 2 o 3 diverse e quando cambia, esce dai binari che abbiamo preparato, chiaramente dobbiamo saperci stare perché altrimenti ci potremmo far trovare spiazzati, questo non può succedere. Tanti ballottaggi, in mediana Quaini, Di Tacchio e Di Noia si giocano 2 maglie, ma l'incertezza predomina anche in attacco, reparto ancora orfano di forte. La scelta è tra Caturano e Lunetta per tenersi, soprattutto dovesse giocare il secondo, un'opzione a gara in corso. È un momento chiaramente di emergenza in quel reparto. Dovrò fare delle scelte sapendo che una situazione mi dà tanto da una parte e meno dall'altra e rispetto alla partita che vogliamo impostare deciderò all'ultimo. Lunedì dell'Angelo sugli spalti del Massimino, ma chi resterà a casa potrà seguire il match tra Catania e Picerno su Telecolor. Appuntamento domani alle 14 con diretta stadio, 3 ore live ed interviste in anteprima ai protagonisti. Pareggi per Siracusa e Trapani nelle sfide contro Atalanta Under 23 e Monopoli sempre più lontana la salvezza. Sergio Colosi. Un punto a testa, troppo poco per sperare nei play-out. Siracusa e Trapani, fermate rispettivamente da Atalanta Under 23 e Monopoli, guadagnano una sola lunghezza sul Foggia sconfitto a Cosenza, in attesa delle gare di Giuliano e Picerno. Il cammino si complica sempre di più. Al De Simone spettacolo, 6 reti, emozioni ed errori nel 3-3 contro i giovani bergamaschi di Bocchetti. Super Di Paolo con una doppietta, prima pareggia il vantaggio di Cassa, cui segue la punizione vincente di Cancellieri e dopo il 2-2 di Ghislandi, sempre di sinistro regala il nuovo sorpasso agli azzurri. Le distrazioni difensive puniscono ancora la formazione di Turati raggiunta da Levac, graziato dall'arbitro nel primo tempo per una reazione da cartellino rosso. La spinta finale non produce altro e l'amarezza è lo specchio di una prestazione generosa ma senza vittoria. Ultimo posto con 23 punti in compagnia
compagnia del Trapani, che a Monopoli ha raccolto un pareggio. Granata in vantaggio con un colpo di testa di Knezovic a seguito di un calcio d'angolo. Nel corso della ripresa Colombo inserisce Scipioni ed è la svolta per i pugliesi, che segnano con un sinistro dal limite dell'attaccante. Ancora Scipioni vicino 2 volte al gol. Ci provano anche Antoni e Fall, con Galeotti insuperabile. Ancora una pausa, tra poco le ultime notizie. Ritorniamo in studio, ultime notizie. Nel Palermitano un 22enne portoghese infortunato ad una gamba è stato soccorso dal soccorso alpino nelle montagne della Conca d'Oro tra Monreale e San Martino delle Scale. Intanto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto lo stadio per assistere alla partita di calcio della sua squadra, ovvero il Palermo, che gioca contro l'Avellino. Per questa edizione di TG Sicilia dunque è tutto, grazie per essere stati con noi, ancora una buona Pasqua e un buon proseguimento di serata, arrivederci.